Oazze mi snazzica un incidente sulla pontina, quindi mi cambia completamente l'itinerario, mi fa fare Pontina Vecchia e poi questa via che non so dove sto. Cioè, sono state fino a poco fa case di località inesistente e ti chiedi ma chi sono, che vita fanno queste case in località non località, e poi queste scusate un po' che ci sono vigneti, quindi qua grandi coltivazioni di vino e quindi aziende comunque sia, e poi ecco, poi case casolari. Ma chi ci sta? Ma chi ci vive? Ma con chi parlano? Con chi comunicano? Cosa fanno del giorno? Ste finestre aperte, chi le ha aperte, chi le chiude, chi le abbassa? Dove sono le attività? Dove fai la spesa? Guarda lì, guardati nel ranch! Dove fai la spesa? Dove vai a farla? A me mi fanno impazzire ste cose. Io divento pazzo perché per un romano in una città così strutturata, così... Tra 300 metri, svolta a destra. A me mi manda fuori di te, cioè, è talmente... Dove vai in bicicletta? Da dove è partito? Quanti chilometri ha fatto? Dove abita? Mannaggia, oh. A me mi mandano fuori di testa perché sono è così lontano da una... Svolta a destra in via di Valle Caia. Via di Valle Caia, via di Valle... No, via di Valle Caia. Che via di Valle Caia, qualche casa ci sarà, ma così lontano da una realtà come quella di Roma, così vicino, perché stiamo a parlare 30-40 chilometri. Pazzesco, sono agli antipodi vicini, via di Valle Caia, che non è Gaia, è Caia. E adesso qua c'è il nulla cosmico, ma tra un po' una casa. Tra 4,4 chilometri. Alla rotonda prendi la terza uscita in direzione Santa Palomba. Via di Valle Caia sembrerebbe di fatto una... Ecco, qua vendono fave, ma se ne vendevano, ci sarebbe messo fave, pesche e albicocche. Eccolo là, perché giustamente via di Valle Caia, via di passaggio. Guarda un po' quanti affari si sono fatti oggi. Vabbè, guardalo col motorino, guardalo, un pischello con un motorino, ma che esistenza ha? Per carità, non è la critica, ma il pischello qua in mezzo a via di Valle Caia, da qualche parte abiterà, c'è qualche baraccopoli, qualche housing, via Casali della Pescarella, e vabbè, e famosi via di Valle Caia, famosi sti 4 giorni. Là sopra chi ci sta? Qualcuno ci lavorerà, con qualcuno parleranno. 8 esistenze, 12 esseri umani. Mi sembra che sta nel 1400. Bello da una parte, fantascientifico dall'altra. Secondo te sto male? L'Italia, che bel paese. Tratamolo bene, volevo gli bene e volevo se bene. Viva la vita! Ma che c'è? Quanto succede? Ah no, qua roba di elettricità, roba di centraline, però anche roba dei cancelli, e il cancello da qualche parte porterà, forse lassù. Ciao!